Si può dire che i volontari nel quartiere agrigentino di Fontanelle costituiscono una vera e propria risorsa. Volontari che affiancano il comitato di quartiere, anch'esso costituito da persone che si prestano per il bene comune. Il comitato Fontanelle Insieme ci sta riuscendo benissimo a tenere alta l'attenzione sulla popolosa frazione. Il tutto autonomamente, senza contributi pubblici, ma con la sola voglia di fare. Un appuntamento dopo l'altro e Fontanelle si scopre un quartiere che avverte il bisogno di voltare pagina e si affida proprio al comitato di quartiere e al gruppo di volontari che lavorano senza sosta quando occorre. L'ultimo appuntamento sabato e ieri domenica, festa di San Giuseppe, una ricorrenza abbastanza sentita a Fontanelle, dove i volontari sono stati presenti dalla mattina di sabato fino a tarda sera per la distribuzione della minestra. Per l'occasione, la piazzetta nota come Piazzetta Terone è stata trasformata in un luogo di aggregazione, grazie a chi ha dedicato anche questa volta il proprio tempo. Se la vigilia è trascorsa con entusiasmo, così è stato anche per la giornata di ieri, con la tavolata di San Giuseppe nel salone della parrocchia. Sono due le realtà su cui possono contare gli abitanti di Fontanelle: il comitato di quartiere guidato da Vito Lauricella e la chiesa guidata dal giovane parroco Don Andrea Militello. Presenti sul territorio a coinvolgere grandi e bambini, come è successo a Natale con le novene e pochi giorni fa con il Carnevale.